Vuoi sapere la storia del mio padrone, il principe Atani Takarazuta? Ebbe origine da un pesce rosso di lago detto Sole al tramonto. Erano tempi felici quelli. Le imposte le pagavano solo i principi. E sai cosa pagavano? 12 ventagli all'anno che recavano personalmente a Wakayama, corte dell'imperatore Imazato Seibu. Il mio principe si preparava a partire come sempre per Wakayama, quando Matsumoto, il samurai che aveva in consegna il cofano dei ventagli, pensò di tendergli un orribile tranello. E se gli tendessimo un orribile tranello, disse Matsumoto al suo confidente Aomori guardando il cofano. Tendiamoglielo, disse Aomori. Davanti al palazzo passavano sempre venditori ambulanti. Sole al tramonto, sentì così gridare Matsumoto e capì che in strada passavano quelli di Kyodazu che vendono i pesci rossi del lago Megaru. Presto, va a comprare un pesce, ordinò, e Aomori obbedì con la prontezza di una lepre nel mese delle lucertole che baciano lo scudo di rame. Atani Takarazuta partì il giorno dopo con i suoi 1000 samurai e il cofano dei ventagli. C'ero anch'io, un po' preoccupato del sorriso strano che di tanto in tanto affiorava sulle labbra secche di Matsumoto. Quando passammo di fronte al cartello imperiale che ricordava ai principi le imposte annuali, Matsumoto ebbe addirittura un ghigno ed io mi sentii come il gufo quando il crisantemo vola sullo stagno. Wakayama ci accolse Imazato Seibu, il divino imperatore. Atani Takarazuta gli offrì il cofano. L'imperatore lo aperse. Orrore! Nel cofano putrido e fetido, per i 69 giorni di viaggio, c'era un pesce rosso del lago Megaru, detto Sole al tramonto. L'imperatore, cuor d'oro ma pessimo carattere, considerò subito l'affronto come lesa maestà e spedì d'urgenza il mio padrone al tribunale imperiale di Wakayama, l'unico che abbia facoltà di giudicare i delitti dei principi. Il giudizio, ahimè, fu breve. Colpevole. Ma è principe, si punisca quindi da solo, con la morte. Atani Takarazuta, infelice, obbedì e ritiratosi nella sua tenda si fece karakiri con l'aiuto di un servo. Nobile anima. Ai funerali non andò nessuno. Il mio padrone era morto per alto tradimento, lesa maestà e sacrilegio. Non gli si poteva dunque tributare alcuna simpatia. I suoi beni erano stati confiscati a favore dell'imperatore e la sua tomba avrebbe dovuto recare solo il nome di famiglia, senza né titoli né lodi. Così grave era stata considerata la sua colpa che non gli fu nemmeno concesso il diritto di far bruciare davanti al suo cadavere 32 piedi di schiavi, secondo un'usanza che è riconosciuta ai principi fin dall'anno del castagno che piange sulle nozze del geranio con il cedro. Solo ai bonzi fu dato il permesso di recare i doni funebri, ma un ordine imperiale li fermò sulla soglia del cimitero. La tomba del traditore doveva rimanere abbandonata come la vedova del parricida nella terza notte del mese dei rubini che mangiano la libellula verde. Aomori però vide Kyu, dea del rimorso. Ebbe paura e si uccise rivelando a tutti il tradimento di Matsumoto.
il perfido samurai. E a pagare questa volta fu il vero traditore. Imazato Seibu, il divino imperatore, fu grande nella giustizia come era stato grande nella vendetta. Fece raccogliere in un cesto di vimini finemente intrecciato le ceneri del mio infelice padrone e su un palanchino imperiale le fece riaccompagnare qui con grande scorta, restituendo al nome dei Takarazuta tutti gli onori e i privilegi di prima, salvo le terre naturalmente non più confiscate, ma ereditate ora dall'imperatore per la morte del mio principe. Furono però bruciati i 32 piedi di schiavi davanti al passaggio del palanchino e alla casa dei Takarazuta fu concesso in risarcimento un privilegio unico e insigne, quello di non pagare più le imposte inventate, ma con un solo pesce, tutto d'oro naturalmente, perché avrebbe dovuto da quel momento simboleggiare l'aurea amicizia imperiale.